Buonasera dalla redazione TG10, i titoli, gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. I dati definitivi confermano i ballottaggi nelle città di Corigliano Rossano, Gioia Tauro, Montaltofugo e Rende. Elezioni dei sindaci rinviata al 9 giugno. Maria Limardo con il 59,11% vince al primo turno della prima donna sindaco di Vibo Valentia. Hanno vinto, dice, serietà e serenità. Collegamenti ferroviari tagliati sulla linea ionica, l'allarme lanciato dalla CISL che denuncia decisione inaccettabile. Per l'RFI è soltanto una questione tecnica transitoria. Fatta luce su 2 cold case dopo 12 anni, in manette 5 persone ritenute responsabili di 2 omicidi avvenuti, il primo a Cilomarina e il secondo in Lombardia. Era uscita per buttare la spazzatura, ma è stata investita da un'auto. Morta questa mattina una 76enne alla Lamezia Terme. Ancora buonasera, dunque la politica in primo piano con le elezioni e i dati definitivi che confermano i ballottaggi nelle città di Corigliano Rossano, Gioia Tauro, Montaltofugo e Rende. Noi cominciamo il nostro viaggio proprio da Rende, dove per il secondo turno si fronteggeranno il sindaco uscente Marcello Manna e l'ex primo cittadino Sandro Principe. Vediamo. La lunga giornata di Rende tra attese, calcoli, speranze e delusioni, il via vai senza sosta nelle segreterie dei candidati sindaco fin dal mattino e l'organizzazione capillare nei seggi per la raccolta del voto. Una città, quella di ieri, con i capannelli, i curiosi nelle piazze, incollati al telefono o dinanzi agli schermi della TV a caccia dell'ultimo aggiornamento. Nel pomeriggio i primi dati che non cambieranno, delineando il ballottaggio per la città del Campagnano. Il sindaco uscente Marcello Manna trascorre tutto il tempo nel suo quartier generale di Via Rossini e incassa l'esito delle urne. Siamo abbastanza tranquilli, abbiamo fatto un bel lavoro, è una bella importante competizione, però devo dire non mi faccio prendere né dall'ansia né da altro, perché sono convinto del lavoro che si è fatto. Poi ho davvero una squadra a fianco di persone che si sono spese e li devo ringraziare tutti. Sandro Principe arriva nel tardo pomeriggio tra i sostenitori al lavoro. Il risultato è ormai cristallizzato. Noi avevamo 2 elementi, l'entusiasmo di questi meravigliosi candidati e la mia storia. Mi pare che non c'era altro. Mettendo in campo solo queste passioni, io penso che il risultato è eccezionale. Si respira delusione nella segreteria di Mimmo Talaricchio ormai sera, indicato come uno dei possibili competitor del ballottaggio nella vigilia elettorale, corsa che si ferma al 20%. Ci aspettavamo qualcosa in più, per cui insomma un po' di delusione c'è, è evidente. Clima particolare tra i 5 Stelle, il dato nazionale non è confortante, quello comunale neanche, eppure qui c'è l'unica eurodeputata calabrese eletta con un boom di consensi. Siamo molto contenti e soddisfatti. Non posso dire altrettanto chiaramente per il dato a livello nazionale del Movimento 5 Stelle, ci aspettavamo molto di più, quindi sicuramente deve partire una riflessione interna importante per evitare di ricommettere gli errori del passato. Oggi si ricomincia per il secondo turno delle comunali, tutto proiettato al 9 giugno. Così come a Corigliano Rossano, grande attesa, prima elezione per il comune unico, a sorpresa il risultato importante per quanto riguarda Flavio Stasi, che comunque dovrà vedersela con Giuseppe Graziano il 9 giugno, buono anche il risultato dell'altro candidato Promenzio, che poi però si è visto superare da Graziano, che approda quindi al ballottaggio. Riflettori accesi sulle prime elezioni amministrative della storia di Corigliano Rossano, la terza città più grande della Calabria. Per conoscere il nome del primo sindaco della città unica però bisognerà attendere il prossimo 9 giugno. La sfida al ballottaggio sarà tra Flavio Stasi e Giuseppe Graziano. Le operazioni di scrutinio sono andate avanti tutta la notte e in mattinata il dato definitivo delle 74 sezioni. Stasi ha ottenuto il 40,77% delle preferenze, raccogliendo grandi consensi sia a Corigliano che a Rossano, con un totale di 16.958 voti. Giuseppe Graziano invece con 12.953 voti ottiene il 31,14%. Rimane fuori dai giochi il terzo candidato Gino Promenzio, che si ferma al 28,08%. La partita dunque si giocherà nei prossimi giorni dopo una campagna elettorale impegnativa ma sostanzialmente svolta in un clima senza particolari veleni. Vedremo adesso cosa accadrà da qui al prossimo 9 giugno. I 2 aspiranti
sindaci subito al lavoro per convincere gli indecisi, intercettare consensi e vincere la sfida. Secondo turno anche per Montalto Fugo, Caracciolo e Gravina sono in corsa per guidare il municipio e a Mendicino invece è riconfermato Antonio Palermo. Per 132 voti a Montalto si andrà al ballottaggio e sì, perché al sindaco uscente Pietro Caracciolo sono mancati davvero una manciata di voti per essere eletto al primo turno e allora bisognerà attendere il prossimo 9 giugno per conoscere chi siederà sullo scranno dell'ente. La sfida è fra l'ex primo cittadino Ugo Gravina, che ha ottenuto il 31,18% con 3.892 preferenze, e l'uscente Caracciolo con 6.138 preferenze pari al 49,17%. Ottimo anche il risultato di Teresa Lirangi, che con i 2.454 voti ottenuti raggiunge il 19,66%. Difficile al momento cercare di ipotizzare la composizione del Consiglio Comunale, ma dai dati in possesso possiamo affermare che la lista che ha ottenuto più consensi è quella denominata Pietro Caracciolo sindaco, con il 9,66%. I risultati che hanno elaborato i miei collaboratori credo che più o meno confermano quello che io pensavo all'inizio, prima della campagna elettorale. Infatti avevo avvertito i miei colleghi di cordata e tutta la coalizione, tutti i candidati, che c'è la possibilità di non arrivare al capolinea per pochissimi voti, per 150, 200, 300 voti. Dobbiamo cercare di arrivare lì dove eravamo, insomma, ecco, su tutti i campi, servizi sociali, sport, tempo libero, spettacoli, cultura, opere pubbliche, e poi avere un ruolo preciso in questa media Valle del Crati, in questo Interland Cosentino, che ci ha visto protagonisti in passato. A Mendicino invece si è scelta la continuità con la conferma per i prossimi 5 anni del sindaco Antonio Palermo. 3.013 le preferenze pari al 49,73%, con 8 seggi in consiglio. Francesco Gervasi, lo sfidante, ha ottenuto 2.876 voti, totalizzando il 47,47% e ottenendo 4 seggi in consiglio, mentre Gennaro Carmelo Canonaco ha ottenuto 170 preferenze pari al 2,81%. Penso di essere il primo sindaco nella storia di Mendicino ad essere eletto 2 volte con la maggioranza assoluta dei voti, quindi è una piccola chicca che mi riempie di tantissima felicità, orgoglio, ma mi fa dire anche che devo metterci ancora del mio per ripagare i cittadini di tanta stima nei miei confronti che hanno avuto sia 5 anni fa sia questa volta. Maria Limardo con il 59,11% vince al primo turno della prima donna sindaco di Vibo Valentia. Hanno vinto, dice, serietà e serenità. Solo tarda sera, quando si è avuta la matematica certezza di aver superato la fatidica soglia del 50%, sono scattati i festeggiamenti per celebrare quello che comunque è un fatto storico. Maria Limardo è infatti non solo il nuovo sindaco di Vibo Valentia, ma è oltretutto la prima donna a salire sulla poltrona più alta di Palazzo Luigi Razza, sede del municipio di Vibo Valentia. E a questo punto Maria Limardo ha voluto compiere subito 2 gesti simbolici ma dal forte significato. Partiti in corteo dalla segreteria politica, Maria Limardo a piedi ha raggiunto la vasca della piazza dove si affaccia il Palazzo di Città per depositare, insieme alla più piccola dei presenti, dei pesciolini rossi. Gesto simbolico, si è detto, che vuole significare l'attenzione che si intende rivolgere alla città, partendo dalle cose più semplici e quotidiane, spesso trascurate, per pensare ai grandi progetti ed invece altrettanto importanti, perché rappresentano la quotidianità e il decoro di cui una città ha bisogno a difesa della propria identità. Quindi la stretta di mano ai rappresentanti della Polizia Municipale che le hanno aperto le porte di quella che da questo momento sarà la sua nuova casa. Con a fianco il senatore Mangialavori, che su di lei ha puntato sin da subito per il rilancio di Vibo Valentia, ed i suoi familiari, Maria Limardo ha quindi affrontato le scale del Palazzo Municipale e a questo punto, senza nascondere la giusta emozione del momento, ha ribadito il suo grazie. Amici, vi ringrazio per l'affetto, per la stima, per la considerazione, per le belle parole, per il sostegno, per tutto vi ringrazio e vi prometto il mio impegno pieno, totale, fino all'estremo delle mie forze per questa città, per i bei cittadini di Vibo Valentia. Grazie.
Adesso cambiamo argomento, parliamo di trasporti ferroviari, collegamenti tagliati sulla linea ionica. L'allarme è stato lanciato dalla CISL che denuncia decisioni inaccettabili da Trenitalia, ma c'è una novità che riguarda proprio RFI. Sentiamo il servizio. Trenitalia, con la nuova programmazione dei collegamenti su ferro, starebbe per effettuare nuovi tagli sulla tratta Calabria-Ionica. L'allarme è stato lanciato dai sindacati, in particolare Tonino Russo e Annibale Fiorenza, rispettivamente segretario generale di CISL Calabria e di FIT-CISL, denunciano che a partire dal prossimo 9 giugno verranno soppresse le uniche 2 coppie di treni Intercity che garantivano collegamenti da questa parte della Calabria al resto del paese. Eppure l'area ionica da tempo aspetta il potenziamento dei collegamenti, ma a quanto pare, nonostante gli annunci, non solo questo potenziamento al momento non ci sarà, ma addirittura si cancellano i treni esistenti. C'è la necessità di garantire un servizio realmente efficiente per i pendolari. È impensabile impiegare oltre 3 ore per percorrere appena 150 km. Tra l'altro i treni verrebbero cancellati proprio nel periodo estivo. La CISL Calabria definisce inaccettabile la decisione di Trenitalia e chiede che la questione dei trasporti e delle infrastrutture calabresi e della fascia ionica in particolare ritorni al centro delle priorità della strategia politica nazionale. Per il sindacato, il sistema dei trasporti e delle infrastrutture rappresenta l'asse portante dell'integrazione e della competitività territoriale, quali condizioni essenziali per attrarre investimenti e generare una concreta prospettiva di sviluppo e di crescita socio-economica dei territori. RFI spiega in un comunicato che sono stati prolungati fino al 23 giugno prossimo i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria ionica tra Metaponto e Sibari. Gli interventi iniziati a gennaio 2019 sono finalizzati ad adeguare la sagoma della galleria Roseto in modo da permettere il transito di treni merci più performanti. Il prolungamento di 15 giorni rispetto a quanto preventivato si è reso necessario a causa di alcune difficoltà operative. Dunque dal 24 giugno i treni sia della lunga percorrenza sia del trasporto regionale torneranno a circolare senza limitazioni. E adesso parliamo invece di sanità. C'è un nuovo allarme: negli ospedali calabresi mancano 3.000 infermieri, 1.400 medici, sono a rischio i livelli essenziali di assistenza, sono gli addetti ai lavori a denunciare l'emergenza. Intanto ci sono novità con uno slittamento della discussione sul decreto Calabria. I numeri fanno davvero paura. A novembre nelle corsie degli ospedali mancheranno 3.000 infermieri nei prossimi 5 anni, ci saranno 1.408 medici ospedalieri in meno in Calabria. La divisione che più risentirà della carenza di personale è l'emergenza urgenza, un allarme, un grido d'aiuto che parte dalle corsie degli ospedali e che al momento resta inascoltato. È il professor Sebastiano Andò, chiudendo un master, a dire che questo problema era stato previsto anni fa senza però trovare soluzione. Altra carenza gravissima è stata definita proprio così di personale riguarda il pronto soccorso. A denunciarlo è il direttore Riccardo Borselli, direttore del 118. In molti ospedali, afferma, sono rimasti solo 4 medici e il numero di interventi che fa il 118 solo nella provincia di Cosenza supera i 50.000 l'anno, che si traducono in 12.000 trasferimenti secondari. Necessaria, dice, la formazione nel campo dell'emergenza urgenza. Quotidianamente medici, sindacati dei medici e statistiche riferiscono di ospedali sempre più vuoti e di emigrazione sanitaria, livelli essenziali di assistenza sempre più a rischio. Intanto slitta l'esame alla Camera del decreto legge Calabria, rinviato alla fine del provvedimento in calendario. Di fatto al momento resta soltanto un annuncio e si litiga sulle nomine dei commissari. Niente di nuovo se non una Calabria che ogni giorno fa passi indietro. Ci sono novità per quanto riguarda i vitalizi dei consiglieri regionali. Oggi è stata approvata la legge, ci sono dei tagli e anche delle novità che riguardano il sistema contributivo. In tutto, secondo alcuni calcoli, con questa parificazione al sistema nazionale che vale anche per i deputati, si risparmieranno oltre 3 milioni di euro.
Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge sulla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e l'adeguamento al decreto legge 174/2012, la legge Monti. Il testo, sottoscritto da vari consiglieri regionali, è stato inserito all'ordine del giorno della seduta odierna, in base a un'intesa raggiunta in sede di conferenza dei capigruppo. Finalmente arriva in Consiglio, ha spiegato il consigliere regionale relatore Giuseppe Giudice Andrea, capogruppo dei Democratici Progressisti, una proposta di legge che prevede la rideterminazione dei vitalizi per gli ex consiglieri regionali e la realizzazione di un sistema contributivo che consenta agli attuali e ai futuri consiglieri di partecipare al sistema previdenziale nazionale attraverso una sottrazione di una percentuale del proprio stipendio. Si tratta di inserimenti per nulla minimi come erano previsti in precedenza. Rimarco, ha detto, l'impegno del Presidente del Consiglio Irto per il lavoro in conferenza Stato-Regioni per arrivare a una normativa condivisa in tutto il Paese. A differenza di altre regioni che hanno puntato su progetti di legge distinti, noi proponiamo un progetto di testo unico che prevede la riduzione dei vitalizi per gli ex consiglieri regionali e l'introduzione di un sistema contributivo per i consiglieri in essere e quelli futuri. Non è una normativa epocale, ma una normativa semplice, era ed è doverosa e, ha concluso Giudice Andrea, assolutamente costituzionale. È il momento dei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Dopo 12 anni fatta luce su 2 delitti di 'ndrangheta avvenuti l'uno in Calabria e l'altro in Lombardia. Si tratta degli omicidi di Vincenzo Pirillo, ucciso a Cirommarina il 5 agosto del 2007, e di Cataldo Aloisio, assassinato nel settembre del 2008 a Legnano. Nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalle procure di Milano e di Catanzaro sono stati eseguiti 5 arresti. Secondo gli investigatori, i 2 delitti sarebbero stati decisi dai vertici della locale di Cirommarina, in particolare da Silvio Farao e Cataldo Marincola, e sarebbero tra loro strettamente collegati. La morte di Pirillo e Aloisio sarebbe servita a mantenere gli equilibri interni all'organizzazione criminale. Stava andando a buttare la spazzatura quando è stata investita da un'auto che sopraggiungeva. Il fatto è accaduto alla Mezzia Terme alle 7:30. Sul posto sono giunti i soccorsi. L'anziana è stata travolta da una Clio condotta da un 70enne ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. La donna di 76 anni è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. La Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato l'assoluzione di Carolina Girasole, ex sindaco di Isola Caporizzuto, che era accusata di voto di scambio politico-mafioso, accuse scaturite dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro che nel 2013 sfociò nell'operazione denominata Insula. 3 persone sono state denunciate dai carabinieri forestali per aver trasportato senza autorizzazione materiale edile. Nel corso di un controllo i militari hanno fermato nel centro di Crotone un 42enne del luogo alla guida di un autocarro, il cui cassone era pieno di detriti derivanti dai lavori di ristrutturazione di un appartamento, materiale che sarebbe stato smaltito illegalmente. Denunciati anche i proprietari dell'appartamento, padre e figlia, dove si svolgeva la ristrutturazione. E adesso andiamo al Teatro Rendano. L'avevamo presentata qualche giorno fa, la rappresentazione degli alunni del liceo classico Bernardino Telesio, ed è stato un grande successo, così come previsto con la Medea. Vediamo. Concordo sul fatto che uno straniero debba bene adattarsi alla città che lo ospita, e non amo chi per orgoglio stoltamente si comporta in modo aspro con i suoi concittadini. Si intitola Medea, i segreti della nave Argo, lo spettacolo portato in scena nella suggestiva cornice del Teatro Rendano di Cosenza nella serata di venerdì 24 maggio dagli studenti del liceo classico Bernardino Telesio. Progetto teatrale che ha suscitato grande interesse e tanta partecipazione. È nato nell'ambito del Certamen Telesianum Internazionale per la regia di Antonello Lombardo, con la collaborazione delle officine teatrali telesiane che di fatto portano davanti al pubblico la loro 5ª produzione. Il tutto con il sostegno e l'incoraggiamento del dirigente scolastico Antonio Iaconianni, per una manifestazione patrocinata dal Consiglio regionale della Calabria e dall'associazione Humanismus Eute. Grazie veramente a Antonello Lombardo e a quanti hanno lavorato per cercare di farvi passare così una serata meravigliosa. Questo non aggiungo altro, questo è il liceo classico Bernardino Telesio. Grazie a tutti. Un evento dalla lunga tradizione che, organizzato in tandem con l'amministrazione comunale di Cosenza, ha inteso sensibilizzare gli studenti ponendo la ricchezza culturale della classicità a disposizione delle giovani generazioni per la costruzione di una coscienza civile consapevole e sensibile ai temi della contemporaneità. La scuola è chiamata a svolgere un ruolo attivo, oltre che formativo, di integrazione sociale e mediazione culturale,
In tale contesto la cultura classica interagisce con i saperi, le competenze e le prospettive della modernità, esplicitando così la sua vocazione civile. La messa in scena della Medea ha visto l'innesto fra mito e tragedia, con la protagonista che mostra di essere donna contemporanea. Accetta il gioco senza sforzo, la vita è invidiabile, altrimenti. Un uomo, quando sente fastidio di stare in casa, esce fuori, solleva il cuore dalla noia, ma le donne guardano in morto una sola persona e dicono di noi che viviamo in casa una vita senza pericolo, mentre loro combattono in guerra ma ragionano male, cioè che preferirei 3 volte imbracciare lo scudo piuttosto che partorire una volta soltanto. In questo mese di maggio così particolare dal punto di vista climatico, vediamo cosa ci riserva il meteo con le previsioni per domani. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'area di bassa pressione che ha causato il peggioramento nella giornata di lunedì, seppur in allontanamento verso levante, continuerà a disturbare le condizioni meteorologiche della nostra regione, in particolare sui versanti tirrenici della Calabria centro-settentrionale. Nella giornata di mercoledì inizierà un calo delle temperature che interesserà dapprima la Calabria settentrionale per poi estendersi sul resto della regione e nel corso della giornata di giovedì i valori risulteranno di alcuni gradi al di sotto delle medie stagionali a causa della discesa di aria più fredda dal nord Europa. Domani nubi sparse sui versanti tirrenici della Calabria settentrionale con possibili deboli piogge. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso sulle zone interne senza fenomeni di rilievo, altrove cielo da sereno poco nuvoloso, temperature stazionarie. Domani molto mosso il Mar Tirreno con venti moderati a tratti forti di direzione occidentale, mosso il Mar Ionio con venti deboli dai quadranti meridionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.